Amici del Keep Moving, eccoci qua per il nostro solito riassunto delle gare in cui siamo stati impegnati diciamo in questo mese di giugno e luglio. Oggi siamo qui a Remanzacco, abbiamo appena finito la 9ª prova di Coppa Friuli. È una bella corsa, percorso tutto pianeggiante, senza alcuna difficoltà, molto caldo. Oggi diciamo abbiamo sentito veramente il caldo che non abbiamo guardato tanto i tempi. Però è andata bene, è andata molto bene, eravamo un bel gruppettino, le solite donnine, le ragazze super del Keep Moving anche oggi sono sul gradino più alto del podio, quindi abbiamo fatto una bella prova di squadra. Poi la nostra grande Deborah De Ciglia, nona assoluta, è arrivata, quindi un bellissimo risultato. I maschietti insomma hanno corso bene, però sono sempre in numero minore, non riusciamo mai a farli andare sul podio, quindi anche oggi abbiamo fatto un bel risultato. Però giugno, che si è appena concluso, è stato un mese impegnativo per il gruppo, è stato impegnato in tantissime corse con degli ottimi risultati. I nostri atleti si sono veramente distinti come sempre. Facciamo un piccolo riepilo, dai, il mese di giugno abbiamo avuto la nostra Nives Buzzi, che si è cimentata con una corsa molto impegnativa e molto particolare, la Mag Ride, che si snoda su 3 giorni di corsa nella steppa pordenonese, quindi una corsa veramente molto tosta, ed è riuscita a portarla a termine anche arrivando diciamo bene in classifica. Era la prima volta mi pare che la faceva, quindi bravissima Nives, è stata veramente brava. Poi abbiamo avuto la tappa di Coppa Friuli a Udine, anche lì le ragazze sono salite sul gradino più alto del podio, quindi a livello di squadra abbiamo raccolto bene. Anche lì abbiamo avuto Patrizia prima di categoria, ormai una certezza, anche lei bravissima in tutte le gare, e la nostra sempre Nives, anche lì ormai le salite del castello non gli hanno fatto un baffo, è riuscita ad andare seconda di categoria. Poi ci sono i maschietti, abbiamo il nostro Super Max, è stato impegnato in una gara agonistica, la Corrigrado, su 10 km, si è piazzato nono assoluto, quindi complimenti Max, quest'anno sta andando benissimo, secondo di categoria dietro a un numero 1 come Ruggero Pertile, quindi possiamo stare contenti, è stato veramente bravo. Quindi abbiamo raccolto anche in questo mese di giugno, adesso adesso manca una sola prova al termine del circuito di Coppa Friuli, quindi ci ritroveremo la prossima a Tor Viscosa fine 20 luglio, l'ultima prova, che sarà molto bella, è uno dei percorsi più belli del circuito, in notturna, in serata, si corre alle 9 di sera, quindi merita veramente, per concludere al meglio questa edizione che ha visto il Keep Moving veramente protagonista. Prima di concludere approfittiamo, abbiamo qua con noi Cesare Balaben, che tutti quanti conoscete benissimo, che ci ricorda una bella corsa che ci sarà il giorno di Ferragosto da Urdamont. Sentiamo, adesso ci racconta tutti i particolari, dici di che corsa si tratta. Dunque, da Urdamont, quindi dietro il monte, si tratta dell'Arapacis, quindi si svolgerà a Medea venerdì 15 agosto all'inizio alle ore 9, misura 7 km e mezzo, con la particolarità di avere la partenza differenziata a seconda delle categorie di età, quindi i concorrenti più vecchi con degli intervalli studiati appositamente partiranno con un vantaggio su quelli più giovani. È una gara quindi a inseguimento e chi parte per primo non deve essere raggiunto da chi parte dopo, e quindi la classifica viene fatta secondo l'ordine d'arrivo generale, non considerando il distacco, l'handicap che viene assegnato in precedenza. Le iscrizioni si fanno direttamente sul posto al bar Alter Ego, che è lo stesso dove si svolge la maratonina di Medea, e quindi diamo appuntamento a tutti a Medea da Urdamont venerdì 15 agosto alle ore 9. Grazie dell'ospitalità.
Ecco, avete sentito, quindi uno spunto: se non sapete cosa fare a Ferragosto, andiamo a correre a Medea, che è sempre bello, e poi sicuramente la manifestazione merita. Bene, vi ringrazio, alla prossima.